Amici sportivi, appassionati di calcio dilettanti, benvenuti al Franco Lo Monaco di Palermo, anticipo della 25esima giornata del campionato di eccellenza. Già in campo Parmonval e Don Carlo Misilmeri. Gueye prova ad accentrarsi, entra in area, prova la botta Gueye, la respinta di Chimento, poi va giù, non c'è nulla per Cancoro, ancora Misilmeri, pericoloso, la girata da parte di Mendola, Mendola, bravo qui Mendola, la mette nel mezzo, poi ancora la formazione del Misilmeri, conclusione da parte di Sannasardo, Piscopo, salta Martinez, poi Elamorrui, Martinez, pallone centrale, accende il tiro, poi serve Sorrentino, ancora Martinez, c'è una conclusione, parte Sanz, palla in aria, esce Di Salvo, respinge con i pugni, poi Elamorrui, entra in aria il 20 alla palla, poi Martinez, la conclusione, batti e ribatti, poi Rappa, Cervello, la conclusione di Sanchez, Stefano Cerniglia che la gioca sulla sinistra per Capozzucchi, alza un pallone, poi attenzione a Pellegrino, esterno di Pellegrino, Riccardo Pellegrino al lato, ancora Martinez, poi Rappa, prova a lanciare Martinez, palla lunga, esce Di Salvo, va giù Martinez, non c'è nulla, comunque Rappa, avanza Rappa, 3 contro 3, pallone per Martinez, siamo al vertice dell'area, prova Martinez e poi la parata in 2 tempi di Di Salvo con Rappa che sperava, che probabilmente non accontenta nessuna delle due, Russo, Cervello, e l'arbitro addirittura, forse con un po' d'anticipo, manda le squadre fuori dal terreno di gioco, finisce 0-0 al Franco Lo Monaco.